Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palermo nel processo Open Arms, al via la requisitoria contro Salvini, oggi assente. Il PM dice questo non è un processo politico. Per il legale del ministro c'è contraddizione nell'introduzione, attacco al decreto sicurezza. Troppi morti sulla A18 nella notte all'altezza di Taormina. Un altro incidente è costata la vita a un 52enne. L'elenco di eventi fatali obbliga a puntare i fari su un'autostrada dove imperano eccessi di velocità e deviazioni. Forti sospetti di dolo nel grave incendio della Timpa di Acireale nel Catanese. Il sindaco Barbagallo: inasprire le pene per chi commette reati così gravi. Un piano strategico per rilanciare il lungomare a Catania con 57 milioni di fondi europei, osservata speciale anche la viabilità. Messina, saranno giorni di passione per i pronto soccorso cittadini, chiude per 10 giorni quello del Piemonte, pazienti convogliati negli altri nosocomi. Queen Barcellona, opera rock a Taormina, applausi ieri al Teatro Antico per un concerto vibrante che nella fusione tra lirica e rock ha celebrato Freddie Mercury. Calcio, trasferta dalle 1000 insidie oggi per il Palermo sul campo della Juve Stabia, in attacco possibile esclusione per Brunori, fischio d'inizio alle 15. Serie C, questa sera al Massimino arriva il Picerno, la sfida di testa vale la vetta in solitaria del campionato. Pari senza reti per il Trapani a Taranto, il Messina oggi a Crotone con l'obiettivo di conquistare i primi punti in trasferta. Ancora ben trovati, il processo Open Arms a Palermo, il via oggi alla requisitoria contro Matteo Salvini. Questo non è un processo politico, ha dichiarato il PM, le persone in mare vanno salvate. C'è poi la replica del legale di Salvini che oggi, appunto, il ministro, lo ricordiamo, non era presente in aula e l'avvocato Bongiorno dice la requisitoria è stata contraddittoria. Marco Gullà. Non è presente e affida ai social una sua dichiarazione: rifarei tutto. A Palermo oggi nell'aula bunker del carcere Pagliarelli, tappa importante del processo Open Arms in cui è imputato Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone, rifiuto di atti d'ufficio e per aver impedito, nel suo ruolo di ministro dell'interno, lo sbarco di 147 migranti salvati dalla nave dell'ONG spagnola nell'agosto del 2019. Il legale del vice premier punta il dito contro l'accusa e contro la requisitoria. Il PM sta processando la linea politica del governo Conte. PM credo che, nonostante abbia detto che questo in realtà non voleva essere un intervento contro la politica, nel momento in cui dice che un tavolo tecnico al quale partecipava l'attuale capo della polizia, i decreti e le direttive sono tutte inaccettabili, intollerabili, in contrasto con i diritti umani, in realtà sta processando la linea politica di quel governo. Durante la requisitoria il PM Geri Ferrara ha detto: prima si fanno scendere i migranti e poi si ridistribuiscono, altrimenti si rischia di fare politica su gente che sta soffrendo, ha detto il PM, che ha poi sottolineato il principio chiave è quello del soccorso in mare che viene dall'Odissea, da tempi ancestrali. La persona in mare è da salvare ed è irrilevante la sua classificazione: migrante, componente di un equipaggio, passeggero. Questo comunque non è un processo politico. Presente anche Oscar Camps, fondatore dell'ONG spagnola Open Arms, e anche altri attivisti. Giustizia nei confronti dei più deboli, di donne, uomini e bambini, giustizia per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, naufragi continui, lager in Libia. Il nostro auspicio è che oggi sia una pagina di giustizia. E nella notte sull'autostrada A18 all'altezza di Taormina un altro incidente mortale, a perdere la vita questa volta un uomo di 52 anni, ma è soltanto l'ultimo di un lungo elenco su una autostrada che nel corso degli ultimi mesi ha visto davvero troppi incidenti, troppo sangue sull'asfalto. Francesco Triolo.
L'ultimo incidente la notte scorsa, poco prima delle 2, nel tratto dell'autostrada 18 Messina-Catania che attraversa il territorio di Trappitello. La vittima, un uomo di 52 anni, Alessandro Bisazza, residente a Spadafora, che era alla guida di un SUV, un Fiat Fremont. Forse per un malore potrebbe aver perso il controllo dell'auto, che ha invaso anche la carreggiata opposta prima di schiantarsi violentemente contro il guardrail. È soltanto l'ultimo di diversi incidenti mortali avvenuti solo negli ultimi mesi. Un elenco lungo, da Bruno Arena, il 40enne è morto nello scontro tra la sua moto ed un'auto, a Carmelo Iannino, deceduto dopo lo scontro con una galleria all'altezza dei Letojanni il 15 luglio, sino a Salvatore Papa, 46enne, morto il 9 giugno a bordo della sua Skoda. Un elenco che si allungherebbe di molto andando ancora a ritroso solo nel 2024 e che lascia intuire la pericolosità dell'autostrada Messina-Catania, dove non c'è alcun autovelox fisso che potrebbe servire da deterrente per l'alta velocità, oppure controlli serrati sulle condizioni del manto stradale, sui mezzi e sugli automobilisti. Insomma, basta effettuare anche solo una volta il tratto tra Messina e Catania per rendersi conto di quante interruzioni, cambi di corsie e carreggiate devono affrontare le auto in transito. Notte di fuoco ad Acireale per il vasto incendio nella zona della Timpa, siamo nel Catanese, sono state fatte evacuare 6 persone, ma il sindaco di Acireale Barbagallo punta il dito contro i piromani. Non so, dice, cosa spinga l'essere umano a creare un danno simile. Angelo Gagliano. 6 persone evacuate, ore ed ore di lavoro, 5 squadre di pompieri inviate dai distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini, supportate da alcune autobotte di rincalzo inviate dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. L'incendio alla Timpa di Acireale, alimentato dal forte vento di scirocco, ha fatto temere il peggio, tenendo con il fiato sospeso soccorritori e residenti della frazione di Santa Maria delle Grazie. A bruciare è stata una zona estesa, ricca di macchia mediterranea e vegetazione con lingue di fuoco che dalla collina arrivavano quasi al mare, illuminando la notte accese. Per fortuna la zona non era particolarmente abitata, ma il terreno a strapiombo ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento. Indagini sono in corso per risalire alla natura del rogo, anche se il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, sembra non avere dubbi. Non so cosa spinga l'essere umano a creare un danno simile, spiega il primo cittadino acese, ma occorre un intervento legislativo che preveda un inasprimento delle pene per chi commette reati così gravi. È disarmante che dopo una stagione estiva in cui abbiamo fatto di tutto per prevenire il rischio incendi con interventi mirati, avvengono episodi simili. Per domare l'incendio alla Timpa sono stati impiegati vigili del fuoco, guardia forestale, polizia locale e carabinieri. Saranno i concessionari di altre tratte di collegamento a coprire le corse dell'AST, dell'azienda siciliana Trasporti, che appunto non riesce a garantire questi tragitti per portare i ragazzi dei comuni minori a scuola. E questa è la soluzione individuata dalla Regione in aggiunta ai 30 bus in affitto per sostituire i mezzi guasti. Sulla scelta però impazza la polemica. Maglio Viola. L'AST non riesce a coprire le corse per portare i ragazzi dei comuni minori a scuola nei paesi limitrofi o verso il capoluogo e adesso dovranno farlo obbligatoriamente i privati già concessionari di altri servizi di trasporto su gomma. La Regione siciliana ha deciso di attivare il cosiddetto quinto d'obbligo, ovvero la clausola esistente in tutti i contratti pubblici che obbliga il concessionario a mettere a disposizione servizi, pagati comunque a parte, fino a un massimo di un quinto dell'importo totale della commessa. Non una facoltà, ma un obbligo contrattuale dunque. Dopo la protesta dei sindaci di 60 comuni, 15 dei quali nel palermitano, ieri l'AST si era già impegnata davanti al prefetto di Palermo ad affittare 30 autobus sostitutivi dei mezzi guasti e ripristinare il servizio gradualmente entro una decina di giorni. Ma la soluzione era provvisoria. Ieri il vertice della regione ha varato in serata la nuova soluzione. L'AST sta predisponendo adesso l'elenco delle corse che non può garantire e l'assessorato assegnerà queste corse ad altri concessionari. Anche questa è comunque una soluzione tampone, ma già impazza la polemica. Il ricorso ai privati era quel che temevamo, dice Giuseppe Lombardo di Sud Chiama Nord, ma dalla regione replicano che non si tratta di privati in senso stretto, ma di soggetti già concessionari e intanto i sindaci restano a guardare l'effetto che fa, sperando che quella che sia la soluzione funzioni davvero, visto che i disagi riguardano 7.000 famiglie e 60 diversi comuni.
E dopo l'ulteriore razionamento dell'acqua che a Enna sarà erogata ogni 6 giorni, esplode la protesta dei cittadini che si sono radunati davanti alla sede di Acqua Enna, la società che gestisce il servizio idrico. Hanno strappato le bollette. L'appello alla protesta era scattato ieri sui social. Il dissenso monta anche perché l'acqua in provincia di Enna è una delle più care d'Italia. I cittadini continuano a pagare in bolletta partite pregresse salate. Andiamo a Catania, c'è un piano strategico per rilanciare il lungomare della città. Lo si farà con un fondo europeo di oltre 57 milioni di euro, ma ci spiega tutto nel servizio Tonino De Mana. Un piano strategico per rilanciare il lungomare per creare un'alternativa viaria allo stesso lungomare. Catania accelera sul fronte della rigenerazione urbana con un investimento globale di 57 milioni di euro. Interventi che serviranno a cambiare volto al litorale che va da Piazza Mancini Battaglia a Piazza Europa, includendo i borghi marinari di Ognina e San Giovanni di Cuti. Osservata speciale la viabilità con il potenziamento dell'asse tra via Barraco, Rotolo e viale Alcide De Gasperi. Di fondamentale importanza sarà la realizzazione di un'altra carreggiata in via Barraco che si allaccerà alla circonvallazione e che dovrebbe ridurre il traffico in piazza Mancini Battaglia. Si sta lavorando per completare tutta la via Barraco anche nel senso di marcia opposto. Sono tante le auto che passano oggi qui da via Barraco, quindi con un risparmio di tempo non indifferente. Via Barraco che poi arriverà al viale Alcide De Gasperi, e nel progetto c'è anche la possibilità di collegare questo parcheggio molto grande oggi inutilizzato con Piazza Mancini Battaglia con il borgo di Ognina. Dal parcheggio della stazione ferroviaria di Ognina sarà possibile in pochi minuti raggiungere il lungomare, che naturalmente cambierà look. Nella strategia che vede l'alternativa al lungomare in termini di viabilità e lo stesso lungomare, naturalmente c'è una sorta di conquista del lungomare che è tra i più belli d'Italia. Il concorso di progettazione già indetto, quindi a breve noi avremo i vincitori che si contenderanno il progetto, prevede la rigenerazione, la riqualificazione del tratto che parte da Piazza Mancini Battaglia fino a Piazza Nettuno, ovviamente una rigenerazione smart che potrà anche prevedere l'abbattimento del ponte, ma questo ovviamente ce lo diranno i progettisti. Toccherà al pool di professionisti fornire le idee giuste per concretizzare i progetti. Adesso andiamo a Messina, dove si prevedono giorni davvero difficili per quanto riguarda il flusso dei pazienti che normalmente accedono al pronto soccorso. Per 10 giorni circa verrà chiuso il servizio, il punto di emergenza dell'ospedale Piemonte per dei lavori da effettuare. Dunque tutti i pazienti verranno convogliati e distribuiti negli altri 2 appunto pronto soccorso dei nosocomi della città. Sentiamo Francesco Triolo. 10 giorni di chiusura per il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte a Messina, l'unico in centro città. La necessità di interrompere il servizio nasce dai massicci lavori di ristrutturazione che dovranno essere realizzati, interventi indispensabili, sospesa quindi tutta l'attività dell'emergenza urgenza, a disposizione 1 milione di euro che serviranno a rendere la struttura più efficiente. I lavori riguarderanno prevalentemente le opere di adeguamento sia degli impianti che strutturali. Durante questo periodo l'IRCS Piemonte assicurerà la continuità assistenziale grazie ad un piano emergenziale predisposto con ASP, Papardo e Policlinico, grazie all'accesso al pronto soccorso di queste strutture. Fuori dalla struttura di Viale Europa invece ci saranno 3 ambulanze, una delle quali medicalizzata, che assisteranno eventuali accessi. Ma i lavori all'ospedale Piemonte non si concluderanno in questi 10 giorni. In 5 anni l'ospedale cambierà volto grazie agli interventi per 91 milioni di euro e la ristrutturazione di 2 padiglioni ridotti adesso a rudere. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco, ci occuperemo della politica regionale in attesa di un importante vertice della maggioranza. A tra poco. Tornati in studio, sarà un vertice di maggioranza venerdì prossimo che stabilirà come appunto la maggioranza regionale di governo procederà in questi 3 anni a venire. Dopo le tensioni fra i partiti del centrodestra, Schifani intende mettere tutti intorno a un tavolo. Maglio Viola.
Un vertice di maggioranza durante il quale i responsabili dei partiti si guardino in faccia e affrontino tutti insieme i motivi di tensione fra gli stessi partiti del centrodestra scaturiti nei primi 2 anni di governo della regione che si sono intensificati negli ultimi mesi. Il presidente Renato Schifani ha deciso di accogliere la sollecitazione arrivata dagli autonomisti di Raffaele Lombardo, ma non soltanto da loro. Mentre MPA ha chiesto pubblicamente un confronto, gli altri partiti lo chiedevano già da tempo, in forma però privata. Un vertice dunque che sia un modo per chiarire e stabilire le priorità per andare avanti, ma che arriva a 24 ore dal G7 di Siracusa, che porterà in Sicilia anche la premier Giorgia Meloni. I temi sono quelli noti: si parlerà di sanità e di nomine, di bilancio di previsione, di fondi comunitari, delle emergenze della Sicilia che vanno dalla siccità ai trasporti e soprattutto di equilibri interni. In attesa dell'incontro, ai leader sono arrivate le regole di ingaggio. Al vertice sono invitati nel primo pomeriggio di venerdì i segretari dei partiti che compongono la maggioranza e i presidenti dei gruppi parlamentari all'Ars della coalizione. Non è esclusa però la partecipazione dei leader di partito, non invitati in senso stretto ma ai quali la riunione è aperta. E almeno i leader dei partiti siciliani, come gli ex presidenti della regione Lombardo e Cuffaro, è probabile che ci siano. Adesso passiamo allo spettacolo, alla musica in particolare. Ieri grande successo al Teatro Antico di Taormina di Queen Barcelona, opera rock. Un'esperienza davvero unica, dedicata a tutti gli appassionati di musica, ma soprattutto a tutti gli appassionati della musica e della personalità, appunto la musica dei Queen e della personalità di Freddie Mercury. Sentiamo Desiree Ferlito. La straordinaria voce del soprano di fama internazionale Desiree Rancatore, insieme a quella potente del rocker svedese Magnus, è stato un connubio perfetto per incantare il pubblico al Teatro Antico di Taormina in Queen Barcelona Opera Rock. Il concerto è pensato per celebrare l'album capolavoro Barcelona, realizzato da Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Essendo lui un melomane, un grandissimo amante dell'opera e adorando questa grande cantante, scrisse questi duetti pop lirici pensando proprio a lei. Duetti moderni, duetti che però subiscono l'influenza ovviamente dell'opera, ma che hanno la grinta ovviamente del rock di Freddie Mercury. Ha cantato e ballato il pubblico sulle note dei Queen. Una parte del concerto è dedicata alle hit della band britannica, eseguite da un'orchestra siciliana tutta al femminile, la Women Orchestra, per l'occasione diretta dal maestro Molinelli. Uno spettacolo che è diventato un'esperienza unica per gli appassionati di musica, dove la fusione tra rock e lirica ha regalato una performance di grandissimo impatto. E adesso ci fermiamo ancora in chiusura di telegiornale, una ricca pagina dedicata al calcio. Cominceremo con il Palermo, tra poco in campo. Adesso il calcio, tra poco in campo il Palermo nel campionato di Serie B. Oggi rende infatti visita alla neopromossa Juve Stabia, una trasferta decisamente insidiosa. Marco Gullà. Si riparte il Palermo oggi pomeriggio al Menti contro la Juve Stabia. Dopo la sosta per le nazionali vuole riprendere ad accarezzare la vittoria ottenuta finora una sola volta a Cremona. Gara difficile, insidiosa, ma comunque alla portata dei siciliani. Non c'è preoccupazione da parte della squadra, c'è rispetto, ci deve essere rispetto. La Juve Stabia ha entusiasmo, la Juve Stabia è una squadra che ha un'identità, che si porta dietro dall'anno scorso, che le ha portato dei grandi risultati, la vittoria del campionato nello scorso anno.
Al tempo stesso dall'altra parte ci siamo noi, non dobbiamo fare la conta con il peso o le pressioni che abbiamo, dobbiamo fare la conta su quello che vogliamo e su chi siamo. Dionisi, alle prese con un gran numero di infortunati, dovrebbe cambiare qualcosa rispetto agli 11 titolari visti in ritiro e a inizio campionato, valutando peraltro le condizioni dei giocatori che in queste 2 settimane sono stati convocati in nazionale. Tornerà sicuramente Segre dal primo minuto, in avanti ballottaggio Brunori, Henry con quest'ultimo in vantaggio, Ledo Aron pronto a giocare dall'inizio, in avanti spazio anche di Francesco, Di Mariano dovrebbe partire dalla panchina, fischio d'inizio alle ore 15. Adesso alla Serie C con il Catania che questa sera al Massimino affronterà il Picerno, una grande occasione per i rossazzurri davanti al pubblico delle grandi occasioni. Il servizio. 3 punti e la vetta in solitaria della classifica in palio, specie dopo la sconfitta del Sorrento a Potenza. Lo scontro al vertice tra Catania e Picerno stuzzica la fantasia dei tifosi che stasera riempiranno lo stadio Massimino con le curve sold out già da ieri. Restano pochi biglietti negli altri settori, di sicuro sarà spettacolo sugli spalti con i gruppi organizzati che annunciano nuove coreografie. Siamo sulla strada giusta. Oggi il tifoso catanese, i catanesi ci stanno dando tanto a noi. È un test verità per i rossoazzurri. Pian piano che l'infermeria si svuota, Mimmo Toscano può iniziare a disegnare il suo Catania. C'è anche la disponibilità di Verna, di Montalto e di Geca. Siamo stati bravi insieme al staff medico a portarli gradatamente verso la vigilia della gara, prendendoci pochi rischi. È normale che non sono al top della condizione, ma già essere dentro il gruppo e respirare l'aria del campo e dare la disponibilità, a prescindere se siano dall'inizio 5 minuti, 10 minuti, un tempo, questa è una cosa che è positiva. Mancheranno Ierardi squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Quaini, Di Tacchio lesione tendinea al flessore della gamba destra e Popovic ancora infortunato. Calcio d'inizio alle 20:45 da non perdere su Telecolor a partire dalle 20:15. L'appuntamento con Diretta Stadio, collegamenti live, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Differita integrale di Catania Picerno in esclusiva lunedì alle 22:15 dopo corner. La polizia di Catania ha denunciato 4 tifosi appartenenti a gruppi organizzati della Curva Sud che, secondo quanto accertato dalla Digos, avrebbero acceso alcuni fumogeni nel corso dell'incontro di calcio Catania-Benevento dello scorso 2 settembre allo stadio Massimino. La successiva attività condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine ha consentito al questore di emettere anche un DASPO nei loro confronti. Anticipo di Serie C, pareggio a reti inviolate per il Trapani che non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Taranto. Ci dice tutto Franco Cammarasana. Partita con una squadra sempre all'attacco e l'altra sempre a difendersi. E così finisce senza vincitori né vinti l'anticipo di ieri sera fra Taranto e Trapani. Gli assalti Granata si sono infranti sistematicamente nella barriera Francifrutti che Carmine Gautieri ha eretto a difesa del portiere del Favero, il migliore dei suoi. Al contrario del collega Seculin che ha assistito alla partita da spettatore non pagante. Un privilegiato perché tutti gli altri spettatori, i tifosi, erano fuori dallo Iacovone con i cancelli chiusi a causa della squalifica del terreno di gioco pugliese. Il primo squillo della partita all'8° con un diagonale di Canotè che ha scaldato le mani a Del Favero. Poteva prendere una piega diversa la gara se al 27° Fagundo Lescano non si fosse fatto ipnotizzare dal portiere che ha respinto, aiutato dalla traversa, un calcio di rigore concesso al Trapani per una deviazione con un braccio di Shibà. Il pericolo scampato ha dato coraggio al Taranto e spento via via la lucidità al Trapani che costantemente all'attacco ha avuto comunque delle ottime opportunità, ma imprecisione al tiro e le parate di Del Favero hanno inchiodato la partita sullo 0-0. Al Messina che gioca oggi pomeriggio a Crotone con l'obiettivo di conquistare i primi punti in trasferta. Sergio Colosi.
4 partite in 17 giorni, di cui 3 trasferte. Si comincia oggi a Crotone per proseguire venerdì 20 in casa contro la Casertana, prima del doppio turno esterno a Latina e Picerno. Il Messina chiede risposte alla gara dell'Ezio Scida per cominciare a fare punti anche lontano dal Francoscoglio. Il Crotone senza Tumminello e con Gomez a mezzo servizio è comunque squadra di valore. Sulla qualità di questa squadra non si discute, sulla bravura del loro tecnico che negli ultimi anni ha fatto molto bene non si discute, e noi dobbiamo essere pronti a sapere che giochiamo contro una signora squadra che ha raccolto meno di quello che ha prodotto. Modica conferma la squadra che ha battuto il Taranto, probabile staffetta tra Frisenna e Petrucci, più minuti nelle gambe per Salvo, confermato il tridente Anatriello Luciani Pedicillo, con i primi 2 autori in totale di 4 reti, a tal punto che Modica per l'attacco non guarda più al mercato degli svincolati. Se no io vado avanti col mio gruppo, con la mia squadra, che mi rende felice e orgoglioso ogni giorno, e poi aspetteremo quelle che saranno le evoluzioni del mercato, quello che sarà successivo. Fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Turrini di Firenze. Il telegiornale è finito, grazie a tutti per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19, a tutti un buon pomeriggio.